Quello che diventerà 3 volte tanto, un parco già grande e soprattutto non porterà ad altro cemento qui, quindi già una conquista straordinaria. Già da quest'anno vedrà la luce con il primo stralcio che prende una parte molto grossa dell'ampliamento del parco, perché sono già 65.000 metri quadri, 95.000 metri quadri in più per arrivare ai 200.000, quindi praticamente 2/3 verrà realizzato. E quello che ci ha guidato nel progetto del parco, permettendoci di cogliere l'occasione del finanziamento e quindi poter avere questi 2 milioni di euro e partire subito, quello che ci ha guidato è ovviamente la tutela ambientale prima di tutto, quindi il mantenimento del verde attuale è molto più verde, molti più alberi, servizi ecosistemici, una creazione di un corridoio ecologico e poi tutta la partita ovviamente dei servizi e del benessere per la città, quindi ci sarà il primo punto ristoro su via Canestrini, ma anche un anfiteatro sfruttando un'altura naturale che darà la possibilità di fare spettacoli all'aperto e poi aree benessere. Ovviamente ci sono già pensati tutti i servizi di base, quindi l'illuminazione e poi i vialetti ciclopedonali all'interno. Come dire, diventa veramente una città verde nella città. È il più importante parco di Padova, a cui ne seguiranno altri, pensiamo anche solo al Parco Guizza. E come dire, con questo progetto, devo dire la verità, siamo veramente felici, perché il sogno, il desiderio che avevamo insieme ai cittadini e alle cittadine diventa realtà.